Milano, buongiorno. Un acceleratore digitale per migliorare i servizi al cittadino. MyPA, uno strumento che semplifica il dialogo tra enti locali e cittadino. Questo il titolo dell'appuntamento di questa mattina. È un lavoro impegnativo che da 3 anni a questa parte ci vede impegnati su diversi fronti, sia a livello regionale nella programmazione, ma anche a livello nazionale, ovviamente con l'agenda digitale nazionale e con l'interlocuzione proficua e importante che stiamo mettendo in campo con il ministro del governo centrale. Questa tecnologia, cioè del Natural Language Processing, è riuscita in poche ore, con l'inserimento di questi dati in modalità appunto avanzata, a esaminare e comprendere 160.000 cartelle cliniche di 90.000 pazienti. Deve essere più il cittadino che va dalla pubblica amministrazione, ma la PA che si avvicina al cittadino. Questo è un passaggio fondamentale perché vuol dire in qualche modo cambiare un paradigma e le tecnologie permettono il cambiamento di questo paradigma. Pubblica amministrazione significa anche avere a disposizione un assistente digitale capace di accompagnare nella ricerca il cittadino. Di un percorso che è stato fatto in questi anni anche di incontro al territorio, in cui abbiamo incontrato gli operatori APA parlando su tematiche per sviluppare anche le competenze digitali e per cercare anche di capire, come si diceva prima, anche quali fossero i servizi che dovevamo digitalizzare.